buonasera amici telespettatori, bello questo applauso che arriva dallo studio ma soprattutto dalle bellissime ragazze che sono nel dietro le quinte pronti per questa, la definirei puntata speciale di Miss in Onda, visto che questa sera andremo ad eleggere una prefinalista nazionale perché in palio, importantissimo, il titolo di Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia. Di che cosa si tratta? Per diventare Miss Italia, perché poi questo dovrebbe essere l'obiettivo di ogni ragazza, bisogna fare le selezioni, come quelle che abbiamo fatto qui con Miss in Onda nel corso delle settimane precedenti. Le ragazze che vincono vengono ammesse alle finali regionali. Noi ne abbiamo già fatte alcune e tra l'altro più tardi vi presenteremo quelle che hanno già vinto il passaggio alle prefinali. Questa sera invece abbiamo 24 bellissime ragazze candidate al titolo di Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia, uno di quei titoli importanti e possiamo definire storici di Miss Italia. Insieme a questo abbiamo due sorprese straordinarie, ma non vi voglio per ora anticipare nulla, ma rimanete con noi perché avremo due ospiti davvero eccezionali. Qualcosa che ha a che fare direttamente con Miss Italia, vi racconto, vi anticipo questo, e qualcosa che ha a che fare con la storia di Miss Italia e in qualche modo con la storia della nostra regione. Non vi dico altro perché adesso abbiamo nel camerino 24 ragazze pronte per presentarsi prima con il loro abito ovviamente e poi con il body ufficiale. Guardate, eccole qui, sono prontissime, le abbiamo viste insieme sul monitor. Qui abbiamo degli ospiti che tra l'altro c'è una parte che rappresenta coloro che ci sono venuti a trovare nelle puntate precedenti di Miss in Onda. Insomma, io direi che siamo pronti, voi siete prontissimi, io mi faccio da parte perché le protagoniste anche in questa occasione sono sempre e solo loro le nostre candidate, in questo caso al titolo di Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia. Ecco a voi la concorrente numero 1, prego. Buonasera a tutti, sono Angelica Mazzero, ho 22 anni e vengo da Cervignano del Friuli, lavoro presso un centro estetico. Concorrente numero 1. Buonasera, sono Elisa Beltrame, ho 19 anni, nella vita studio e lavoro. Poi abbiamo la concorrente numero 2. Prego, numero 3. Buonasera a tutti, mi chiamo Giulia Lupieri, ho 18 anni e vengo da Pradamano. Molto bene, la concorrente numero 3. Salutiamo la numero 3 e vedo prontissima la numero 4. Buonasera a tutti, sono Chiara Mesaglio, vengo da Palazzolo dello Stella, ho 19 anni e nella vita studio Scienze dell'Educazione con l'obiettivo di diventare pedagogista. Molto bene, concorrente numero 4. Con mascherina al braccio e in mano perché dietro le quinte ovviamente rispettiamo le norme e quindi sono tutte armate di mascherina. Concorrente numero 4. Salutiamo la numero 4 e andiamo con la concorrente numero 5, prego. Buonasera, sono Beatrice Settimi, ho 19 anni, vengo da Lignano Sabbiadoro, ho appena finito il liceo classico e frequenterò l'Università di Economia. Numero 5. Buonasera a tutti, mi chiamo Mailin e ho 18 anni. Concorrente numero 6.
Prego, numero 7. Buonasera, mi chiamo Sagno, ho 21 anni, vengo da Basovizza, un paese in provincia di Trieste. Nella vita studio giurisprudenza, alleno ginnastica ritmica e collaboro con una testata giornalistica di Trieste. Molto bene, concorrente numero 7. Io dico sempre il numero perché è l'unico modo che avete voi da casa per riconoscere queste ragazze e ovviamente importante per la giuria, anche se in studio sono molto favoriti visto che hanno anche un monitor dalle quali le possono osservare con molta attenzione. Numero 7. Sei pronto, numero 8? Salve a tutti, sono Alessia Micconi, ho 20 anni, vivo a Maiano e ho appena finito il liceo classico. Molto bene. Numero 8. Ed è quindi la volta della concorrente numero 9. Buonasera a tutti, sono Beatrice, ho 22 anni e vengo da Pordenone. Nella vita sono una studentessa di chimica e tecnologie farmaceutiche e sono un'allenatrice di pattinaggio velocità. Molto bene, concorrente numero 9. Ed è prontissima la numero 10. Buonasera a tutti, mi chiamo Isabella Del Moro, ho 25 anni e vengo da Gorizia. Sono laureata magistrale in giapponese e mi piacerebbe lavorare nell'import-export e nell'organizzazione di eventi. Molto bene, numero 10, idee chiarissime. Numero 11. Buonasera a tutti, io sono Angelica Drinovez, ho 19 anni e nella vita studio allevamento e salute animale a Udine. Molto bene, numero 11. E quindi prontissima la numero 12. Buonasera a tutti, sono Gaia Capitagno, vengo da Trieste. Nella vita studio scienze della formazione e pratico nuoto a livello agonistico. Corrente numero 12. Ricordiamo che in questa prima uscita le ragazze sfilano con il loro abito, quello con il quale hanno deciso di presentarsi a voi che ci seguite da casa e ovviamente alla giuria. Concorrente numero 12. Molto bene, ed è prontissima la concorrente numero 13. Buonasera, mi chiamo Sofia Cittaro, ho 19 anni e vengo da Udine. Nella vita sono una studentessa di scienze internazionali e diplomatiche e pratico judo a livello agonistico. Molto bene, numero 13. E quindi andiamo a conoscere il numero 14. Buonasera a tutti, sono Caterina, ho 21 anni e vengo da Monfalcone. Nella vita sono un'operatrice sociosanitaria. Molto bene, concorrente numero 14. Grazie anche a te e siamo pronti per conoscere il numero 15. Buonasera a tutti, sono Roxana Polino, ho 24 anni, vengo da Cordenons in provincia di Pordenone e nella vita sono un agente assicurativo. Prego.
numero 15. Molto bene anche la numero 15. Ed è prontissima la numero 16. Buonasera a tutti, io sono Giovanna Viel, ho 20 anni, vengo da Udine e nella vita sono una studentessa di farmacia. Molto bene, numero 16. E andiamo a conoscere la concorrente numero 17. Buonasera a tutti, sono Alice Bazzo e vengo da Trieste, ho 18 anni. Nella vita frequento il liceo linguistico e studio canto. Concorrente numero 17. Grazie al numero 17. Voi state dicendo, ma adesso c'è la numero 18. Non proprio adesso, subito dopo un po' di pubblicità. E poi la numero 18. A voi. Pubblicità. Miss in Onda, puntata specialissima perché in questa serata si sono date appuntamento tutte quelle ragazze che hanno vinto le varie selezioni, ovviamente quelle che avete visto anche voi su Telefriuli nel corso di queste settimane. Qui abbiamo davvero le migliori per aggiudicarsi il titolo di Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia, titolo che consentirà alla vincitrice di accedere direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia. Abbiamo conosciuto la ragazza la concorrente fino al numero 17, io adesso mi sposto perché andiamo a conoscere la concorrente numero 18 che sarà prontissima di fronte al nostro tricolore, alla nostra Corona Miluna. Prego. Concorrente numero 18. Buonasera a tutti, mi chiamo Mariam, ho 22 anni, vengo da Tavagnacco e nella vita faccio la pasticcera. Concorrente numero 18. Ricordiamo che le ragazze in questa prima uscita si presentano con il loro abito, quelli con il quale hanno deciso di sfilare questa sera e presentarsi a voi e alla giuria, ovviamente. Numero 18. 19, vai. Buonasera a tutti, io sono Valentina Petris, ho 27 anni e sono di Qualso di Rana del Royale. Nella vita sono libera professionista e mi occupo di make-up. Molto bene, concorrente numero 19. Buonasera a tutti, mi chiamo Maddalena, ho 20 anni, vengo da Trieste e nella vita studio Architectural Design al Politecnico di Milano. Molto bene, concorrente numero 20. Numero 21. Buonasera, io sono Giulia e ho 29 anni, vengo da Cordenonse e nella vita faccio la fisioterapista e l'allenatrice di pattinaggio corsa. Molto bene, concorrente numero 21. È bello poterle conoscere e sentire raccontare di loro dalla loro voce. Queste ragazze che insomma, si stanno muovendo bene davanti alle telecamere. L'esperienza di Miss in Onda su Telefriuli quest'estate ha fatto sicuramente molto bene. Un'esperienza che potrà sicuramente tornare utile. Grazie. Andiamo con la prossima concorrente, che è la concorrente numero 22. Buonasera a tutti, mi chiamo Manuela, ho 24 anni, vengo da San Daniele del Friuli e nella vita sono istruttore tecnico in Comune di Cividale.
grazie alla numero 22, andiamo con la numero 23. Buonasera, sono Katrin Lepik, ho 19 anni e vengo da Lauzacco. Nella vita studio medicina e sono istruttrice di karate. Molto bene, concorrente numero 23. Non facciamole arrabbiare queste ragazze, ho sentito judo, karate. Si scherza ovviamente, numero 23. Chiude il gruppo la concorrente numero 24, vai. Buonasera a tutti, sono Nicole Rende, ho 22 anni, vengo da Trieste, nella vita studio relazioni pubbliche e sono un'insegnante di danza. Molto bene, concorrente numero 24. Io farei un bel applauso, fatelo da casa, fatelo. Qui sapete che non possiamo avere molto pubblico in studio ovviamente per il rispetto delle norme, però insomma questo applauso so che da casa arriva. Io vorrei ringraziare e presentare alcuni degli ospiti che sono qui con noi questa sera. Li abbiamo visti durante le trasmissioni di Miss in Onda, sapete che Miss in Onda era in realtà una iniziativa legata a Miss Italia dove oltre ad eleggere la ragazza che portava il nome di Miss in Onda con la città abbinata, andavamo anche a conoscere più da vicino delle belle realtà del territorio della nostra regione. E sono tornati a trovarci questa sera Renato Barbalace, vice sindaco di Tricesimo. Buonasera a lei, grazie per essere con noi questa sera. Poi abbiamo Andrea Comuzzi, consigliere comunale di Rivignano, grazie anche a lei. Luca Fasan, assessore di Monfalcone, grazie. E poi abbiamo due ospiti che sono Simonetta Romagna e Sandro Sabucco di Gioielleria Romagna di Udine. Grazie anche a voi per essere presenti questa sera. Bene, adesso abbiamo visto le ragazze con l'abito, con il loro abito, ed ora andiamo a presentarle in body. In questo caso le presenterò io, quindi, anzi, posso fare una cosa? Io sposterei questo microfono, me lo permettete? Guardo la regia, perché altrimenti rischia di... Ecco, questo dà fastidio, lo mettiamo qui, poi il microfono ci servirà. Stop davanti, sono Michele, presento Miss Italia da 8 anni. Pronte ragazze? Mi metto di qua, la numero 1, Angelica, vai! Eccoci qua. Angelica, 22 anni, arriva da Cervignano del Friuli e lavora in un centro estetico. Lo ripetiamo perché magari se qualcuno di voi prima è stato distratto o magari si è appena sintonizzato, ripresentiamo le nostre concorrenti, le nostre belle concorrenti per il titolo di Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia. Angelica numero 1. Poi abbiamo Elisa, concorrente numero 2. Elisa ha 19 anni, arriva da Povoletto. Studia per diventare igienista. Elisa, concorrente numero 2. E dopo Elisa è prontissima Giulia Sofia. 18 anni di Pradamano, diplomata al liceo classico europeo. Grazie Giulia Sofia. Ed è prontissima Chiara con il suo numero 4, 19 anni, arriva da Palazzolo dello Stella, studentessa in Scienze dell'Educazione. Chiara, concorrente numero 4. E poi abbiamo Beatrice, concorrente numero 5, 19 anni di Lignano Sabbiadoro, diplomata al liceo classico, iscritta ad economia. Beatrice numero 5. Maylin, concorrente numero 6, 18 anni di Gemona del Friuli. Studia grafica. Concorrente numero 6. Quindi andiamo a conoscere Sania, che è la concorrente numero 7. Lei ha 21 anni, come ci ha detto prima, arriva da Basovizza, studia giurisprudenza
allenatrice di ginnastica ritmica e collabora anche con una testata giornalistica di Trieste. Sania, concorrente numero 7. Poi c'è sorridente la nostra Alessia con il numero 8, 20 anni di Maiano, neodiplomata al liceo classico, iscritta a giurisprudenza. Alessia concorrente numero 8. Salutiamo Alessia e andiamo a rivedere Beatrice, concorrente numero 9, 22 anni di Pordenone, studia chimica e tecnologie farmaceutiche, allenatrice di pattinaggio. Beatrice, concorrente numero 9. E poi abbiamo Isabella, numero 10, 25 anni di Gorizia, laureata magistrale in giapponese. Isabella, numero 10. Ed ora andiamo a rivedere Angelica, con il numero 11, 19 anni di Butrio, studentessa di allevamento e salute animale. Angelica, numero 11. E poi abbiamo Gaia con il numero 12. 22 anni di Trieste, studentessa in scienze della formazione, poi pratica nuoto a livello agonistico, concorrente numero 12 Gaia. Vedete poi la regia impeccabile di Fabio Di Bernardo ci mette anche sottopancia dove si va a leggere il numero e il nome della concorrente. Pronta Sofia, numero 13, 19 anni di Udine, studia scienze internazionali diplomatiche e pratica judo. Numero 13, lei è Sofia. E dopo Sofia abbiamo Caterina, numero 14. 21 anni di Monfalcone, operatrice sociosanitaria. Caterina, numero 14. E riusciamo anche a vedere Roxana, che è la numero 15. 24 anni di Cordenons, agente assicurativo. Roxana concorre con il numero 15. Roxana con il numero 15 ci saluta e 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dopo la pubblicità. E siamo sempre qui su Telefriuli per la finale di Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia. Titolo ovviamente abbinato a Miss Italia, che darà la possibilità alla vincitrice di accedere direttamente alle prefinali nazionali di questo concorso, giunto quest'anno all'82esima edizione. Rimanete con noi perché abbiamo due sorprese straordinarie, ma non vi anticipo ancora nulla perché mi torna a mettere da parte, perché è la volta di vedere la prossima concorrente. Giovanna, prego, concorrente numero 16. 20 anni di Udine, studia farmacia e pratica danza classica. Concorrente numero 16. Alice, numero 17, 18 anni di Trieste, studia canto e frequenta il liceo linguistico. Alice, numero 17.
Numero 18, lei è Mariam, 22 anni, di Tavagnacco, pasticcera. Molto bene Mariam con il numero 18. Valentina, numero 19, 27 anni, di Qualso di Reana del Roiale, quindi dalla provincia di Udine, insegnante di make-up e truccatrice. Numero 19, Valentina. Numero 20, Maddalena, 20 anni, di Trieste, studia Architectural Design a Milano. Maddalena, numero 20. Quindi abbiamo Giulia, concorrente numero 21, 29 anni, di Cordenons, quindi dalla provincia di Pordenone, fisioterapista e allenatrice di pattinaggio. E andiamo con Manuela, la numero 22. Manuela, 24 anni, arriva da San Daniele del Friuli e fa l'istruttore tecnico presso il comune di Cividale. Manuela, concorrente numero 22. Numero 23, Catherine, 19 anni, di Lauzacco, quindi dalla provincia di Udine, studentessa di medicina. Chiude il gruppo Nicole, concorrente numero 24. Lei ha 22 anni, arriva da Trieste e studia relazioni pubbliche. Nicole con il numero 24. Molto bene anche Nicole. E a questo punto, quando rientra Nicole, ce l'hanno chiesto anche i giurati, quindi lo facciamo. Le facciamo vedere senza bisogno di farle sfilare, però le rischieriamo qui a gruppi di 6, in modo che abbiamo la possibilità di rivederle insieme. Angelica, Elisa, Sofia, Chiara, Beatrice e Mailin. Tenetevi un po' di distanziamento, io me ne sto qua, guardate, così non vi do fastidio. Una bella carrellata su di loro, la giuria le può vedere sullo schermo. La numero 1 è Angelica, ha 22 anni, la numero 2 è Elisa, la numero 3 è Giulia, la numero 4 è Chiara, la numero 5 è Beatrice e la numero 6 è Mailin. Potete rientrare, grazie. E quindi andiamo con la numero, facciamo rientrare qualche secondo, dalla 7 alla 12, le prossime 6, eccole qui. La numero 7 è Sania, 8 Alessia, 9 Beatrice, 10 Isabella, 11 Angelica, 12 Gaia. Sania, numero 7, 21 anni. Alessia, numero 8. Beatrice, numero 9. Isabella, numero 10. Angelica, numero 11. Gaia, numero 12. Grazie, potete rientrare. (13, 14, 15, 16, 17 e 18). Sofia, numero 13, 19 anni abbiamo detto. Poi abbiamo Caterina con il numero 14. Poi abbiamo Roxana con il numero 15.
Giovanna con il numero 16. Alice con il numero 17. E Mariam con il numero 18. Grazie, potete rientrare. Ed ora andiamo con la 19, 20, 21, 22, 23 e 24 a chiudere. Attendiamo qualche secondo per evitare gli incroci dietro le quinte, si rimettono la mascherina e si accomodano sui loro posti perché questo succede dietro. Eccole qui, prontissime e quindi Valentina numero 19. Poi c'è Maddalena numero 20. Giulia numero 21. Manuela numero 22, Catherine numero 23, Nicole numero 24. E qui farei un bel applauso per tutte loro e le rimandiamo in camerino. Grazie. Potete rientrare. Io a questo punto, mentre vengono, esatto, diamo il tempo di raccogliere le schede, fate, i signori giurati possono raccogliere lo schede. Io vi anticipo subito che poi ci saranno due ospiti che avremo con noi in collegamento. Non voglio svelarvi molto, voglio tenervi un po' qui, però mi farebbe piacere cominciare a presentare delle ragazze che si sono già aggiudicate dei titoli regionali. Magari avrete sentito anche nei servizi che hanno proprio fatto qui su Telefriuli. Andiamo in ordine di tempo perché nella Beach Arena di Lignano Sabbiadoro, in occasione della manifestazione Lignano in Moda, ha vinto il titolo di Miss Sport Friuli Venezia Giulia Erika Rebellato. Eccola la nostra Erika. Adesso puoi sfilarti la mano, assolutamente sì. Fatti vedere in tutto il tuo splendore. Erika, presentati, di dove sei? Sono Erika Rebellato, ho 20 anni, vengo da Camino al Tagliamento, sono una studentessa all'Università di Udine dove sto studiando Scienze Tecniche del Turismo Culturale. Senti, sulla spiaggia di Lignano è stato fatto il tuo nome. Certo. Cosa hai provato in quel momento? È stato molto emozionante e mi auguro di vivere una bellissima esperienza comunque e di rappresentare al meglio il mio titolo. Senti, hai partecipato a Miss Italia perché? Cosa ti ha spinto a partecipare a questo concorso? Appunto proprio per vivere una bella esperienza diversa dal solito e comunque penso che Miss Italia possa essere un bel trampolino di lancio. Molto bene, io ti ringrazio, magari poi ci vediamo anche nel momento delle premiazioni. Grazie mille. Erika Rebellato, Miss Sport Friuli Venezia Giulia, un applauso per lei. Fai una sfilata, vai, fai la sfilata, vai. Tanto lo studio lo conosce, la fascia scivola, ma è sempre tua e non te la porta via nessuno, sarà sempre tua. Ed ora andiamo a conoscere una ragazza che ha clout, perché poi il bello di Miss Italia è che finita poi l'esperienza televisiva abbiamo cominciato a tornare nelle piazze. Miss Miluna Friuli Venezia Giulia nella piazza di clout se l'è aggiudicata Anna Natali. Ciao Anna, ci rivediamo. Buonasera. Cosa è successo in quel momento in cui è stato proclamato il tuo nome? Anna Natali, Miss Miluna Friuli Venezia Giulia. È stata un'emozione fortissima, non saprei descriverla a parole perché è stato veramente un momento unico. Tu di dove sei, Anna? Quanti anni hai? Sono di Trieste, ho 25 anni e studio Scienze e Tecnologie Alimentari, magistrale. Beh, quindi insomma sei anche tu molto impegnata. Anche a te chiedo come mai hai deciso di partecipare a Miss Italia, cosa ti ha spinto a provare questa avventura che insomma ti è andata anche bene, insomma, ecco, direi che è stata una bella avventura al momento. Che cosa ti ha spinta? Mi ha spinta il fatto che amo le sfide e mettermi in gioco e ho visto nel concorso una grandissima possibilità di crescita. Molto bene, vuoi fare anche tu una passerella? È doveroso tutto questo. Un applauso per lei. È vero che non siamo in tanti in studio. Grazie. Anna Natali, Miss Miluna, Friuli Venezia Giulia. Ed ora una ragazza che ha vinto proprio recentemente al Parco Termale Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro, qualche giorno fa, pochi giorni fa, mercoledì sera esattamente, il titolo di Miss B-Match Friuli Venezia Giulia, Elisa Molettieri. Non so
Se voi da casa, soprattutto nei primi piani che sta facendo Giandomenico Ricci, notate quanto queste ragazze sono assolutamente tranquille rispetto alle altre. Sono un po' emozionate, però si vede che insomma il loro risultato lo hanno ottenuto. Elisa, Miss B-Match, anche a te chiedo, l'altra sera è stato proclamato il tuo nome all'ora del tramonto sulla spiaggia, in mezzo a delle piscine bellissime, cosa hai provato? Beh, è stato sicuramente inaspettato, quindi una sorpresa, però davvero un'emozione fortissima ed ero molto contenta. Presentati, raccontaci un po' di te. Ok, allora sono Elisa, ho 21 anni, vivo a Udine, studio economia all'università e insegno ginnastica artistica dopo averla praticata per 14 anni a livello agonistico. Avete sentito? Sono Elisa, l'ha precisato qualcuno, se dovessimo dimenticarci. Senti Elisa, anche a te chiedo cosa ti ha spinto a partecipare a Miss Italia, come hai deciso a fare? Beh, avevo già partecipato qualche anno fa e quindi ho voluto, diciamo, portare fino in fondo questo obiettivo che mi ero prefissata e niente. Tra l'altro con lei abbiamo iniziato l'avventura di Miss in Onda, visto che tu sei stata eletta Miss Tele Friuli proprio nella prima puntata. Elisa, grazie. Prego. Sfilata per te e in bocca al lupo. Vai. Paola Rizzotti, responsabile dell'agenzia Modashow.it, con le selezioni che ha fatto, ha tirato fuori veramente complimenti, un bel gruppo di ragazze, a parte queste tre che hanno vinto, poi abbiamo anche visto quelle che sono in gara questa sera. Ovviamente siamo pronti per andare avanti con questa trasmissione, con ospiti, altre cose da raccontarvi, ma adesso un po' di pubblicità. Torniamo subito, state con noi. E siamo qui ancora insieme a voi per questa puntata speciale di Miss in Onda. Vedete, dietro questo marchio c'è questo nome, c'è Mirigliani, che è la storia di Miss Italia, Enzo Mirigliani, e poi da qualche anno c'è la figlia di Enzo, Patrizia, che con la stessa grinta, tenacia e determinazione del papà porta avanti questo concorso. Patrizia è stata nostra ospite più volte in diretta telefonica e questo ci ha sempre fatto molto piacere. Però questa volta ce l'abbiamo in video, perché io ho avuto il piacere di incontrarla qualche giorno fa, si trovava in ferie in una località turistica qui in zona e quindi siamo andati a trovarla, a salutarla, era precisamente a Jesolo, siamo andati a salutarla e andiamo a sentire insieme questa intervista perché ci sono davvero delle belle cose che ci racconta Patrizia Mirigliani con noi. Amici di Telefriuli, come avevo anticipato dallo studio, siamo qui insieme alla nostra patron Patrizia Mirigliani. Buonasera Patrizia. Ciao Michele. Allora, Miss Italia, noi in questa serata speciale dedicata alla finale di Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia, questa puntata che arriva dopo un lungo percorso di Miss in Onda, e per noi è un grande piacere averti, ci diamo del tu con Patrizia. Certo, averti perché sei stata spesso nostra ospite telefonicamente, non potevamo perdere l'occasione di averti in presenza. Beh, mi sembra giusto, sono in vacanza, mi posso dedicare a queste magnifiche interviste con te che sei bravissimo e lo facciamo volentieri. Buongiorno, spero di venire anche studio. Assolutamente ti aspettiamo, questa la prendiamo come una promessa. Va bene. Patrizia, una chiacchierata ovviamente perché vogliamo parlare di Miss Italia, ma c'è una cosa che a me ha colpito molto di questi 3 anni di Miss Italia. 2019, il grande ritorno in Rai, il grandissimo evento. Gli eventi Miss Italia, le finali sono sempre dei grandi eventi, ma avete fatto qualcosa davvero di straordinario. Il 2020 accade quello che accade, lo sappiamo tutti, e tu Patrizia con coraggio, con determinazione hai detto io Miss Italia la voglio leggere, e sei riuscita a leggerla, Martina Sambucini, con una formula completamente diversa. Arriva il 2021, un po' di ripresa, si ricomincia, vediamo le Miss nelle piazze, in televisione. Come hai vissuto questi 3 anni? Sono stati difficilissimi, devo dire, perché il festeggiamento meraviglioso su Rai 1 è stato insomma, una grandissima gratificazione. Poi è iniziato il periodo brutto purtroppo del Covid, ancora non ne siamo usciti, però sentiamo quest'anno che c'è un'apertura diversa, c'è una speranza in più, ad esempio il fatto che possiamo fare le selezioni in alcune regioni sulle piazze, in altre ancora così, però che c'è una grande partecipazione e soprattutto che queste ragazze hanno la gratificazione di poter partecipare, essere viste e vivere il mondo di Miss Italia, perché l'anno scorso le ragazze non l'hanno potuto vivere.
82 anni di concorso, 82 anni di Miss Italia, il nome Mirigliani. Fa parte della storia del concorso, ma in qualche modo fa parte della storia del nostro paese, perché Miss Italia si inserisce esattamente in quella che è la storia del nostro paese. La responsabilità e la gioia di portare il cognome Miss Italia. È un grande onere e un grande onore. Quando mio padre mi ha detto farai Miss Italia, ho avuto la gratificazione di vedere che un grande uomo che è vissuto per Miss Italia avesse la volontà di cederlo a me, e quindi mi gratificava la cosa perché mi dava valore. Dall'altra è un impegno molto grande, soprattutto perché noi abbiamo a che fare con 10.000 ragazze l'anno che ci contattano, ci cercano le selezioni, e dobbiamo essere assolutamente vicini a queste giovani donne nel nostro modo di porci. Voi agenti soprattutto, poi arrivano da noi, e poi dobbiamo essere assolutamente etici, perché dobbiamo insegnare a queste ragazze il senso del lavoro e anche il senso della vita oggi, perché il momento è veramente difficile. Vorrei fare un'osservazione su quello che sta succedendo in Afghanistan e dire che il mondo delle donne è stato anche troppo come dire, attaccato in vari sensi. Quest'ultima cosa ci fa veramente male, fa male a tutti e fa male a me come donna. Voglio lanciare un messaggio alle mie ragazze, che anche loro sperino che qualcosa cambi. Loro hanno già la loro speranza, ma che continuino ad averla e che si possa avere un mondo migliore. Certo, questa non è una bella cosa. Beh, questa riflessione è importante da parte di una donna, rivolta alle donne, e di una donna che ha a che fare con centinaia, migliaia di ragazze, perché direttamente o indirettamente questo è. E giustamente hai fatto notare che Miss Italia è anche una forma di formazione, passatemi il gioco di parole, visto che coloro che sono protagonisti delle prefinali e delle finali, beh, insomma, gli date degli insegnamenti importanti. Li diamo da subito, li date voi facendo le vostre selezioni, insegnando loro come si sfila, ad esempio. Non tutte le ragazze sanno sfilare, le nostre ragazze vengono anche dalla provincia e come tali non vivono il mondo delle agenzie, non vivono soprattutto quelle che appunto abitano nei paesi più piccoli. Ma questo è anche il fascino di Miss Italia, da crisalide a farfalla è il nostro motto, far diventare una star, una ragazza semplice della porta accanto è una bella sfida. Quindi loro partono dalle selezioni, imparano a sfilare, imparano a gestire la propria immagine sul palco, imparano il rispetto per le regole, quindi il Covid continua a esserci, loro devono sapersi comportare, e imparano anche a essere sportive, perché ne vince una sola. Parliamo di... È vero, ne vince una sola, anche se però ricordiamo, ci sono i titoli sponsor, ci sono poi tante altre opportunità, però ne vince una sola. Invece parlavamo di storia, io non voglio anticipare più di tanto di quello che andremo a vedere più tardi nel corso della trasmissione, però più tardi ci collegheremo con il New Jersey, dove c'è una arzilla signora di 90 anni che esattamente 70 anni fa, nel 1951, vinse il titolo di Miss Venezia Giulia. Non Friuli Venezia Giulia, perché al tempo non erano ancora unite. No. Noi ci collegheremo con la figlia e con questa signora. Io non voglio aggiungere molto, ovviamente state con noi, però dico, Patrizia, una signora che si è trasferita in America, che nel 1951 ha vissuto l'esperienza di Miss Italia, tra l'altro con una crociera, perché quello era l'occasione che veniva data alle concorrenti, e la figlia ci scrive che la mamma prova ancora tanta emozione a ricordare tutto questo. Cosa ne pensi e quanta importanza dà al concorso che tu dirigi in maniera così impeccabile come fai? Ci onora moltissimo essere nella storia delle nostre Miss, soprattutto quelle che hanno poi vissuto, e la signora per l'età che ha vissuto vari cambiamenti storici del paese, e quindi siamo entrati nella storia proprio perché abbiamo vissuto i cambiamenti del tessuto sociale, quindi delle donne, e quelli della politica del paese. Quindi siamo particolarmente onorati, e queste sono le storie che fanno grande Miss Italia, perché poi il valore, al di là di tutto, è la storia che tu hai parlato di questi 82 anni, ma io voglio ricordare che siamo nati nel 1939 con Miss Sorriso, prima della guerra, e che prima della guerra in pratica questo concorso
non poteva esistere perché Esatto. non si poteva, ecco, era usare il nome della Miss vicino al nome italiano, esatto, no? Se non ricordo male la poteva. storia. Quindi, e poi è un pezzo di storia italiana che ci fa piacere ricordare. Ti voglio ricordare anche Fulvia Franco. Quando Fulvia Franco è diventata Miss Italia, oltre alla storia che ha avuto con il pugile Tiberio Mitri, famosissimo, ma in quegli anni Trieste non era abbinata all'Italia e anche lì questa Miss Italia ha portato una ventata di, come dire, di italianità. Bella anche questa parte di storia. Allora, abbiamo parlato di 5.000 lire per un sorriso, perché così nasce Miss Italia, poi diventa Miss Italia. Questa sera andremo ad eleggere la Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia. Ma che cos'è un sorriso per Patrizia Mirigliani? Un sorriso è tutto, perché un sorriso è incoraggiamento, un sorriso è ottimismo, un sorriso può sollevare la vita di ognuno, può dare fiducia. Se sorridiamo agli altri diamo un grande segno di simpatia e un sorriso rende più belli. Io dico sempre alle ragazze di sorridere perché il sorriso è tutto in una persona, ma soprattutto è tutto in un viso. Ragazze, sorridete. Patrizia, io ti ringrazio per questo intervento, l'abbiamo sentita nei nostri studi spesso in diretta telefonica, ci aveva promesso prima o poi ci vedremo in presenza e ci siamo. Adesso la prossima volta la aspettiamo negli studi da noi. Con grandissimo piacere, grazie Michele, grazie a tutti e complimenti per questa bella iniziativa che stai portando avanti con la televisione Telefriuli, che io ringrazio moltissimo. È bello che le televisioni private siano vicine al concorso, grazie di cuore a tutti. Grazie a te, io voglio, vedi c'è Paola Rizzotti col cronometro dietro. Ecco Paola vero? Ci ha detto stop. No, non ci ha detto stop, ci dà i tempi. E poi vorrei fare un ringraziamento all'amico Mario Bonesi che si è prestato per essere qui con noi oggi dietro la telecamera, quindi grazie Mario. A questo punto Michele Cupitò fa una corsa come Superman e ritorna in studio. Ecco, mi l'avevo promesso che mi avreste ritrovato qui e qua siamo. Grazie a Patrizia Mirigliani per aver accettato il nostro invito, per essere stato con noi, per le belle cose che ha detto. Miss Italia è davvero un pezzo di storia del nostro paese e lo dimostreremo anche fra qualche minuto, fra un po'. Avete sentito che io ho anticipato qualcosa alla Patrizia di un ospite che avremo fra qualche minuto in trasmissione. Intanto io ne approfitto per fare una chiacchierata con Luca Fasan, con l'assessore del comune di Monfalcone. Buonasera innanzitutto. Buonasera, poi buonasera a tutti. Vi farò chiacchierare un po' tutti quanti. Miss in onda, Monfalcone, città che è stata protagonista in una delle prime puntate. Ci avete raccontato di tante cose che avete fatto nel periodo estivo, come sono andate e cosa state preparando di bello? Sono andate benissimo, devo dire che quest'anno siamo particolarmente contenti. Come avevo detto già in occasione dell'altra volta che mi avevate avuto qui come ospite, abbiamo avuto più di 90 eventi in 2 mesi e mezzo praticamente tra il centro di Monfalcone e il litorale, andati tutti molto bene, hanno una caratteristica questi eventi, quest'anno abbiamo puntato tantissimo con le risorse locali, quindi le nostre associazioni piuttosto che i nostri privati, le nostre scuole di musica, di canto e di teatro hanno dato il meglio di sé. Quindi abbiamo avuto veramente, sia per quanto riguarda la parte ludica che per quella culturale, un grandissimo consenso da parte non solo dei cittadini monfalconesi, ma di tutto il territorio che sono venuti a vedere i nostri eventi. Di recente, il 14 e 15, abbiamo avuto 2 grandi eventi, uno con una riproposizione di MTV che è stato molto partecipato, Ferragosto è andato benissimo, un evento straordinario a Marina Giulia, e però stiamo già, anzi la settimana prossima avremo la famosa Cena in Bianco con Fontane Danzanti, il 26, ma stiamo lavorando per settembre. Settembre avremo la prima settimana, avremo subito l'Expo Auto con la festa dello sport che è tradizionale a Monfalcone, a metà del mese avremo la festa della danza e poi dal 22 al 26 avremo il grande evento di geografie che porterà le migliori firme dell'editoria a Monfalcone. Che belle cose, facciamo un applauso agli amici di Monfalcone, grazie ovviamente per essere stati con noi a Miss in Onda, e ora un po' di pubblicità e poi un altro collegamento straordinario. Pubblicità. Bene amici, l'applauso arriva. Qui basta, tac, applauso, arriva l'applauso. Abbiamo sentito Patrizia Mirigliani prima, alla quale io ho anticipato un intervento di un ospite, per noi davvero graditissima. Anzi, le ospiti saranno 2. Io vorrei prima leggervi questa storia.
Abbiamo il privilegio di poter raccontare questa bella storia di 70 anni fa, che vede protagonista una bella ragazza di nome Wanda, il concorso Miss Italia e la nostra regione. Wanda Mazzaun è nata a Pirano d'Istria nel 1931, esule da Zara e residente a Villesse, in provincia di Gorizia. Vinse nel 1951 alla Taverna Municipale di Grado il titolo di Miss Venezia Giulia. Quella volta non c'era ancora la Friuli Venezia Giulia. Prima del titolo di Miss Venezia Giulia, Wanda si aggiudicò nello stesso anno anche la fascia di Miss Cinema a Perteole. Nel 1955 poi Wanda si trasferì negli Stati Uniti, dove tuttora vive, e nel mese di luglio ha compiuto 90 anni. Nel 1951 Miss Italia era organizzata da Dino Villani, la finale si svolgeva nel mese di settembre a Sanremo ed era abbinata a una crociera della bellezza che ha portato una parte delle candidate a Barcellona e a Palma de Mallorca. Il titolo quell'anno di Miss Italia fu vinto da Miss Liguria Isabella Valdettaro di Roma. Io sono felicissimo di poter dire che in collegamento con noi c'è la signora Wanda. Facciamo un applauso a lei e alla figlia Luciana, che ci ha raccontato questa bellissima storia della quale noi ci siamo davvero innamorati. Buonasera Luciana e signora Wanda, che bella che è. 90 anni, 70 anni fa vinse questo titolo. Buonasera Wanda. Buonasera. Buonasera. Wanda, innanzitutto la ringrazio e ringraziamo Luciana. Senta, cosa ricorda di quelle serate? Io ho sentito qualcosa in anteprima. Com'era arrivata nel locale? Cosa provò quella sera? È un'emozione grandissima. Ero felice. Lei era arrivata in bicicletta, se non ricordo male, vero? Da quello che ho saputo. Sì, in bicicletta. Senta, lei era, lo dicono gli articoli che io ho letto, lei era molto timida e per questo colpì la giuria. Come mai una signora timida di 70 anni fa decise di partecipare a un concorso come Miss Italia? Ma non lo so neanch'io come ho fatto. Guardi signora Wanda, ci sono le ragazze, le 24 concorrenti al titolo questa sera, che sono, guardi, le stanno facendo l'applauso. Facciamo un applauso alla signora Wanda. Vede, queste sono le signore Wanda del futuro, queste sono le signore Wanda del futuro. La bellezza, il bello di essere timide. Signora Luciana, innanzitutto bellissima la mamma, bellissima la figlia, quindi davvero una bella famiglia, due bellissime donne. Luciana, innanzitutto grazie per averci raccontato la storia della mamma, per questo per noi ci ha colpito molto e ci ha emozionato. Cosa le ha raccontato la mamma di quel periodo e di come ha vissuto il concorso di Miss Italia 70 anni fa? Io mi ricordo ha sempre parlato di questo, abbiamo sempre avuto le fotografie da guardare e io penso che per lei è stata forse una grande sorpresa per lei. Non credo che sia andata a Perteole per cercare questo, ma ha vinto e poi le è piaciuto molto. Sì, come ha detto lei, è un po' timida e le ho sempre chiesto come hai fatto e non so, 70 anni fa forse avevi più coraggio. Era molto moderna la mamma 70 anni fa, bisognava essere molto moderna. Sì. Senta, e il fidanzato quella volta cosa diceva di aver partecipato a Miss Italia? Non mi ricordo più. Forse ha voluto dimenticare, forse Wanda ha voluto dimenticare. Luciana, lei invece ha mai pensato di partecipare a un concorso? Ha mai partecipato lei, Luciana, a un concorso? Luciana, lo dico alla figlia. Non ha mai partecipato? No, scusi, non si sente. Beh, siete in New Jersey, è normale, siete molto distanti. Dicevo, ha mai partecipato lei a un concorso? Io no. Lei non ha mai. E la mamma poi, quando si è trasferita negli Stati Uniti, di che cosa si è occupato? Ha continuato, non lo so, la carriera di modella oppure... No. Ho giusto fatto la solita vita, no? Andata avanti, imparato a parlare l'inglese. Parla benissimo anche l'italiano, signora, sia lei che sua figlia lo parlate benissimo. Beh, insomma, non si dimenticano mai. Io poi ho letto, sono qui gli ospiti con noi in studio che la salutano, abbiamo
degli ospiti, insomma abbiamo letto anche la sua storia, che è un pezzo di storia d'Italia, non solo di Miss Italia, quindi è bello questo intreccio di Wanda che ci racconta la storia d'Italia e la storia del concorso. Io anche se la chiamerei sul palco, perché so che Luciana ha tenuto in questi giorni contatti con Paola Rizzotti, che voleva salutarla, quindi la porto qui. Lo so Paola, ti ho trovato nel momento più complicato durante la serata, però so che la Paola ci teneva a salutare Luciana e la signora Wanda, la patron di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia, e Paola Rizzotti. Buonasera, ciao Luciana. Ciao Paola. Ciao Wanda, ciao. buonasera. Che belle che bello. sono. Che belle che siete, che belle, che emozioni. Grazie. Che emozioni che ci avete dato e che ci date anche Volevo solo dire stasera. una cosa, che la mamma ha ancora un grande senso d'umore e le piace molto scherzare e ridere, e quando guardavamo... Ok, I don't think they're seeing this. No, può Sì, dire, sì, mica, puoi la sì, sentiamo sì. benissimo. Sì, Ok. sì. E quando guardavamo, il signor Michele diceva il numero 23 a 20 anni di Cervignano, non so, 24, e la mamma ha detto il numero 25 a 90 anni. Ah, bellissimo. Brava signora, Bella, brava Wanda. Brava. Luciana, Wanda, noi vi ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Per noi è un onore, un piacere avervi avuto ai nostri ospiti, ed è stato bello ricevere quel messaggio, Luciana, che ci ha inviato, perché ci ha detto: mia mamma compie 90 anni quest'anno, 70 anni fa vinse il titolo e sarebbe bello in qualche modo ricordarla. Noi l'abbiamo ricordata sulla pagina Facebook di Miss Italia Friuli Venezia Giulia, poi quando abbiamo saputo di questa diretta non potevamo farci sfuggire questa occasione. Grazie Wanda e grazie Luciana, grazie davvero. Ciao. Questo applauso Grazie. arriva a voi. Grazie. Oh, la mamma Ciao. vuole dire solo una cosa. Di. Voglio salutare mia sorella Rosanna Sì. e la mia cognata Iria e tutti i miei parenti amici. Grazie Wanda, Grazie. e continuate a seguire telefriuli.it, Grazie. perché so che voi guardate Telefriuli in streaming e quindi continuate a farlo. Grazie Wanda e grazie Luciana. Senz'altro. Ciao. Tante grazie. Ciao, Tante grazie a voi. Ciao, buonasera. Ciao. Che bella, grazie Paola. So che ti ho Bellissimo, rubato è dal camerino, un'emozione, però so però che ci bellissimo. tenevi in questi giorni, vi siete sentite spesso con Luciana. Io ringrazio la regia Fabio Di Bernardo, Gian Domenico Ricci, insieme ovviamente alla nostra amica Chiara Miscoria, sono riusciti a mettere in piedi tutto questo, non è facile. Grazie, facciamo un applauso anche alla regia perché insomma la meritano. Bene. Adesso rivediamo le ragazze a gruppi di 4, ok? Quindi prontissime nel dietro le quinte, dalla 1 alla 4, Angelica, Elisa, Giulia, Sofia e Chiara. Prego, un altro applauso per loro. Angelica, numero 1. Ragazzi, sono ancora emozionato per questa cosa che abbiamo visto. Elisa, numero 2. La numero 3, Chiara. Oh, scusa, Giulia e Sofia. E la numero 4, Chiara. Grazie alla 1, 2, 3 e 4. Cinque, 6, 7, 8. Cinque, Beatrice. 6, Maylin. 7, Sania. 8, Alessia. Grazie a Beatrice, Maylin, Sania e Alessia. 5, 6, 7, 8. E andiamo avanti con le prossime. Numero 9, 10, 11 e 12. Concorrente numero 9, Beatrice.
Ricordiamo che questa sera andremo ad eleggere Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia, che consentirà alla vincitrice di accedere, andiamo con Isabella alla numero 10, direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia. Prima, andiamo con la numero 11 Angelica, abbiamo conosciuto le 3 ragazze che sono già aggiudicate 3 titoli regionali. E andiamo con Gaia alla numero 12. Grazie, potete rientrare. (13, 14, 15 e 16). Sofia numero 13. Caterina numero 14. Roxana numero 15. Giovanna numero 16. Grazie a Sofia, Caterina, Roxana e Giovanna. Quante emozioni questa sera, quante belle cose, queste 24 bellissime ragazze. So che non le abbiamo viste tutte, le vedremo subito dopo la pubblicità, gli ultimi 2 gruppi. Patrizia Mirigliani con noi, degli ospiti straordinari, la signora Wanda dagli Stati Uniti, ma adesso c'è un po' di pubblicità e poi le ultime ragazze che mancano da vedere ancora nell'uscita 4 e poi ovviamente un paio di ospiti, un paio di interviste e soprattutto conosceremo il nome di Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia. Pubblicità. E rieccoci qui, pronti. Tra pochi minuti conosceremo il nome di Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia. Io vorrei dire alla signora Wanda e a Luciana, se ci stanno ancora guardando su telefriuli.it, perché mi diceva proprio Luciana che guarda spesso questa emittente, come tanti amici che non risiedono in Friuli, volevo dire che stiamo ricevendo dei messaggi, la Paola sul numero personale, sui nostri social, di complimenti alla signora Wanda e noi facciamo questo applauso a lei, ha veramente colpito tutti quanti, così come pure un ringraziamento a Patrizia Mirigliani per la sua intervista. Sono 2 momenti che hanno colpito molto il pubblico e noi ringraziamo per questo. Questo applauso è tutto per voi. Bene, mi rimetto da parte perché eravamo rimasti in sospeso con la presentazione delle Miss a gruppi di 4, quindi è la volta delle 17, 18, 19 e 20. Eccole. (17) Alice. (18) Maria. 19 Valentina e 20 Maddalena. Grazie Alice, Marian, Valentina e Maddalena. Ultimo gruppo sono la 21, 22, 23 e 24. Giulia numero 21. Manuela numero 22. Catherine numero 23. Nicole numero 24. Grazie a Giulia, Manuela, Catherine e Nicole. Potete rientrare, grazie. Io ne approfitto di ospiti che abbiamo qui con noi, che avete già visto durante le puntate di Miss in Onda, e invito Paola Rizzotti, se mi siete nel dietro le quinte, se prepara poi per quando arriverà il verdetto della giuria, il foglio con il nome di colei che sarà eletta Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia, quindi ammessa alle prefinali nazionali di Miss Italia. Ho ringraziato prima lo staff tecnico, lo farò anche più tardi, ma voglio fare un ringraziamento particolare a un amico che è Walter Parisotto, il nostro fotografo, fototica RB di Lignano. Grazie Walter per tutte le belle immagini che vedete sulle pagine Facebook e Instagram di Miss Italia Friuli Venezia Giulia e anche di Miss Italia Veneto,
visto che Paola Rizzotti con la sua agenzia modashoe.it gestisce entrambe le regioni, sono tutte di Walter, quindi davvero Walter, molte grazie per questo lavoro prezioso che fai. Bene, mi sposto da questa parte e vado a ritrovare un amico, uno dei protagonisti di Miss in Onda, che è Renato Barbalace, vice sindaco di Tricesimo. Buonasera, grazie per l'invito anche di essere qua questa sera. È una serata molto più impegnativa della precedente, perché questa sera veramente è molto importante saper scegliere tra tante bellezze che abbiamo qui in Friuli Venezia Giulia. È vero. Cosa avete fatto di... Ci siamo salutati tempo fa, cosa avete fatto di bello a Tricesimo? Ecco, noi dobbiamo ringraziare anche la trasmissione di Telefriuli, perché ha fatto sì che la nostra cittadina fosse conosciuta per tutto quello che abbiamo avuto negli spazi che ci avete dato, così di presentarla, sia da un punto di vista culturale, sia da un punto di vista anche, chiamiamolo artistico, sportivo e anche produttivo, economico produttivo. Quindi per noi è stato importante quella serata, perché poi abbiamo avuto modo anche di presentare il premio che avevamo appena ricevuto, che era quello del buon governo, che poi ha avuto un grande successo, ma quello che è molto importante, stiamo anche per partire con dei lavori molto interessanti per la cittadina, che sono, partiranno presto la biblioteca, la rotonda in Piazza Verdi, e quindi Tricesimo sta diventando una cittadina molto dinamica, ma anche è importante l'aspetto culturale, ma anche gastronomico turistico, che grazie a voi abbiamo potuto presentare quando ci siamo visti. Grazie, questo era lo scopo di Miss in Onda, questo è quello che volevamo fare insieme a Telefriuli, insieme a voi, quindi davvero grazie. Poi io vorrei presentare adesso anche il consigliere di Rivignano, ma vorrei fare anche un ringraziamento a altre due località che sono il comune di Ruda e il comune di Latisana, al quale rivolgerei un applauso perché sono state anche loro tra le protagoniste di Miss in Onda, quindi volevo ricordare anche loro. Andrea Comuzzi, cosa fate di bello a Rivignano? Io ho dei ricordi, tra l'altro, siccome le puntate sono su YouTube, sul canale YouTube di Telefriuli, andate a rivederle le puntate, perché è l'occasione per riscoprire, rivedere ancora tante belle nostre città. A lei, Andrea Comuzzi, la parola per poterci raccontare di quello che è accaduto in questi mesi e cosa farete di bello. Buonasera e quindi un saluto da parte di tutta l'amministrazione di Rivignano Teor. Noi abbiamo, come avevamo anticipato nella precedente puntata, lavorato e portato una serie di eventi, in particolar modo a Villa Otelio Savorgnan, che è un po' la nostra perla, ma non l'unica nel territorio comunale. Stiamo proseguendo con la stagione appunto estiva, che peraltro si prolungherà anche a settembre, quindi l'invito è quello sempre di tenere sott'occhio i social e il sito villaoteliosavorgnan.it, dove un comitato locale di giovani appunto supporta l'amministrazione in quelle che sono state e saranno appunto iniziative future per tutto il mese di settembre. Oltre a questo, da ricordare le iniziative delle associazioni locali, in particolar modo delle Proloco, che hanno voluto, pur con delle restrizioni e chiaramente con modalità diverse, proporsi anche in questa estate, e quindi un ringraziamento a loro da parte dell'amministrazione e di tutta la cittadinanza per aver voluto essere presenti. Addirittura porto il caso di Rivignano, cambiando addirittura il nome della manifestazione a dire non guarda che stella come al solito, ma proprio guarda che ci siamo. È importante esserci, quindi ecco, a Rivignano Teor ci siamo e continuiamo ad esserci per tutta l'estate, per tutto il mese di settembre, con gli eventi, oltre alle altre iniziative. Molto bene, grazie anche a voi. Paola, vedo che hai un foglio di carte, ma me lo consigli dopo quando fai l'intervento. Io vorrei, a questo punto, prepariamo anche coloro che sono aggiudicati i titoli regionali, le abbiamo già viste prima, perché insomma le richiamiamo qui sul palco più tardi, però fatemi ringraziare ancora Fabio Di Bernardo in regia. Questa sera il lavoro è stato davvero molto molto duro, ma grazie Fabio, grazie a Gian Domenico Ricci qui di fronte a me e grazie a Chiara Miscoria, grazie davvero, facciamo un applauso per loro, perché insomma non è facile creare tutto questo. Allora io farei una cosa, noi abbiamo 3 ospiti, siccome a parte foto voglio anche ringraziare ovviamente Simonetta Romagna insieme a Sandro Sabucco, grazie anche a voi per essere stati qui con noi questa sera. Allora noi abbiamo 3 ospiti che hanno fatto compagnia a Miss in Onda con 2 omaggi, che è la fascia e la corona. Allora sapete cosa facciamo? Siccome a me dispiace escludere uno, facciamo così, una persona consegnerà la fascia, poi si mettono d'accordo loro, uno porta la corona e l'altro la passa alla ragazza, in modo che li facciamo vedere tutti e 3 e io sono tranquillo perché sono 3 amici e volevo dare a tutti lo stesso spazio per farli venire su questo palcoscenico. Ma a questo punto Paola Rizzotti
sta preparando il tutto da consegnare ai nostri ospiti, poi arriverà col foglietto magico, perché quel foglio è importantissimo perché c'è il nome della vincitrice. Ricordo che la vincitrice è una sola, perché questo avviene per le finali regionali, una sola la vincitrice che sarà ammessa alle prefinali nazionali. Attenzione, perché io ci tengo a dire che noi il 2 settembre a Cordenons avremo l'assegnazione di 2 titoli, poi siamo in attesa di poter confermare anche la finale regionale di Miss Friuli Venezia Giulia, e i primi a saperlo dove e la data sarete voi, ovviamente qui di Telefriuli. Paola, ci sei col foglio di carta magico, il foglio di carta più atteso da tutte le 24 ragazze, eccolo qua, da tutte le 24 ragazze che sono dietro le quinte. Io voglio ringraziare ancora Patrizia Mirigliani per essere stata con noi. Grazie Patrizia, questo applauso per te. E poi Wanda e Luciana, che magari ci stanno ancora guardando dagli Stati Uniti. La vincitrice di questa sera secondo me è Wanda, perché lei è la grande vincitrice di questa serata. Ma adesso Paola, com'è andata? Sì, togli. Com'è andata questa serata in genere, questa Miss in Onda, questa esperienza? Ma diciamo che quando si chiudono questi lungo percorso di Miss in Onda, anzi colgo l'occasione per ringraziare quelli che sono stati anche tra i protagonisti delle puntate precedenti che hanno accettato di venire qui stasera. È stata una bellissima esperienza, si conclude con Miss Sorriso. E cosa devo dire? Le ragazze, penso che non sia una frase fatta, sono tutte bellissime, tutte molto belle, eccole, guardiamole, e sono tutte molto emozionate, quindi secondo me diciamo subito chi ha vinto, perché fanno fatica, l'emozione è grande. Si sono divisi loro, gli ospiti nostri. Sì, ok, io lascio come preferiscono loro. Allora, a questo punto è il momento di andare a premiare questa ragazza che parteciperà di diritto alle prefinali nazionali di Miss Italia 2021. Ne abbiamo conosciute 3, le abbiamo viste prima. Ricordiamo che poi ci saranno altri 4 titoli nell'arco delle prossime settimane da assegnare in Friuli, quindi per loro nulla è perduto. Certo che la ragazza di questa sera, insieme alle altre 3 che abbiamo conosciuto, ottiene un grande risultato. Vince il titolo. Guardatele là dietro sedute che stanno a te, guardate, le guardo con voi. Il titolo di Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia, la concorrente numero 11, Angelica Drinovec, 19 anni, di Butrio. Dov'è Angelica? È lei! È lei Angelica! È lei, e fai un bel sorriso, perché tu sei Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia. Fai 2 passi avanti a favore di telecamera e poi ci prepariamo per le premiazioni. Angelica, vincitrice del titolo di Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia. A questo punto arriva la fascia. Chi consegnerà la fascia? Prego. Andrea l'abbiamo appena ascoltato, Andrea Comuzzi, consigliere del comune di Rivignano. La fascia viene data, mantenuta a distanza, la deve indossare la ragazza. Grazie. E a questo punto arriva la corona. Allora, ecco, ci dividiamo i compiti. Abbiamo visto poc'anzi Renato Barbalace, il vice sindaco di Tricesimo, insieme a Luca Fasan, assessore del comune di Monfalcone. Quindi mi sembra un po' come i Re Magi, il vice sindaco di Tricesimo cede la corona a Fasan e Luca Fasan, può estrarla, esatto, e andrà a consegnarla a Angelica. Vai! E se la deve mettere sul capo lei, ovviamente, perché non si possono avere contatti. Invito i nostri ospiti ad accomodarsi, però io sul palco, seppur con le dovute distanze, vorrei anche le altre finaliste. Erika Rebelato, Miss Sport Friuli Venezia Giulia, il titolo se lo ha aggiudicato nella Beach Arena di Lignano Sabbiadoro. Eccola. E poi vieni un passo avanti, così tu mi sorriso, vieni pure avanti, Angelica. Poi abbiamo Anna Natali, Miss Miluna Friuli Venezia Giulia, titolo conquistato a Clout qualche sera fa. E poi mercoledì sera al Parco Termale Riviera Resort, il titolo di Miss B-Match Friuli Venezia Giulia se l'ha aggiudicato Elisa Molettieri. Io mi metto qui al centro perché vorrei, statelo, mi dicono che le 2 braccia portano la misura giusta. Vorrei ringraziare queste bellissime ragazze, tutte le altre che sono dietro le quinte. Riusciamo a fare un'inquadratura? Io vorrei un grande applauso. Fatevi un applauso, ragazze. Ricordiamolo però, abbiamo ancora 4 titoli da assegnare per il Friuli Venezia Giulia, quindi ci sono ancora tante opportunità per voi.
ma tant'è, queste sono già delle prefinaliste nazionali. Io vi ringrazio voi che ci avete seguito con così tanta attenzione, ringrazio ovviamente Telefriuli, che sapete a me fa sempre molto piacere essere qui in vostra compagnia insieme a questo gruppo di lavoro davvero straordinario, e dai, magari ci rivediamo presto su questa emittente. Grazie da Michele e complimenti a queste bellissime ragazze. Ciao ragazzi, buona estate, perché l'estate è ancora lunga. Ciao!